Ma lei si sente un guru? Ma per diamine, assolutamente no. Io sono un modesto medico di campagna che cerca di fare al meglio possibile il suo lavoro. Risponde così Riccardo Szumski all'affermazione del direttore generale dell'ULSS Francesco Benazzi a seguito dei casi del vittoriese Virginio Parpinello morto di Covid e del moldavo di 60 anni ora in terapia intensiva al Cafoncello. Sul primo Szumski sottolinea: Io purtroppo non c'entro perché con lui di medicina non abbiamo mai parlato. Abbiamo parlato di questioni del mondo indipendentista, ma mai di medicina. Quindi non mi assumo nessuna responsabilità. Mentre sul sessantenne dell'Est Europa ribadisce: La figlia me l'ha portato, gli ho detto è positivo, ha febbre? No. Come è entrato? Ho fatto la carta di ricovero perché era in condizioni disperate, gli ho misurato la febbre, non ce l'aveva. Cosa c'entra che lo curavo io? L'ho visto 8 minuti, non gli ho neanche ordinato un bicchiere d'acqua. Ma quella carta sarà una delle contestazioni che la Commissione gli farà mercoledì prossimo, oltre a quella evidente della mancata vaccinazione. Io non mi vaccino perché io ho dei fattori di rischio che sono stati documentati come in aumento con queste vaccinazioni e perché devo aggiungere lo 0,1 quando potrei curarmi tranquillamente di fronte alla malattia. Però questo è facile che lo porta alla sospensione della sua attività. Lei potrebbe essere tra i medici che verranno giudicati proprio perché non si vaccinano. Ma deciderà chi ha la competenza di decidere in base a queste assurde leggi in vigore. Szumski, che subito dopo però chiarisce: Ma io non c'entro niente con i Novax, la mia cultura non è Novax. Io nasco pediatra, lo dico per l'ennesima volta, vaccinavo quando non c'erano vaccinazioni obbligatorie, ma ho sempre cercato di utilizzare un'analisi razionale dei pro, dei contro e di quello che veniva somministrato ai bambini prima e comunque agli adulti. Ma non vuol dire niente, io non dico ai miei pazienti non dovete vaccinarvi, ne ho vaccinati anch'io qualcuno che me l'hanno chiesto, per cui rispetto alla volontà del paziente vorrei fosse rispettata anche la mia.